che AIFA ha dato l'ok, quindi in questo momento è riunito il nostro comitato tecnico-scientifico per la cura domiciliare, l'infusione domiciliare della idroclorichidina, insomma l'antimalarico, che se riusciamo a somministrarlo in casa nelle prime fasi potrebbe aiutarci ancora di più nella cura dei pazienti. Dopo il giapponese Avigan, ecco la nuova sperimentazione approvata dall'Agenzia del Farmaco e pronta a partire in Veneto. Si tratta di un antimalarico già usato in altri paesi. Altro capitolo ovviamente connesso, quello della prevenzione, in poche parole, i tamponi. 84.000 quelli effettuati fin qui, record mondiale secondo la regione, con una media di positivi pari al 9,6%. Degli 84.000, 27.436 sono stati effettuati sul personale sanitario. Vi dico che la situazione è sempre più in salita perché mancano i reagenti, mancano i kit, manca tutto, dobbiamo farci in casa tutto. Adesso abbiamo comprato, finalmente è arrivata una macchina dall'Olanda che dovrebbe fare 7.000 tamponi al giorno, speriamo di poterne concludere un altro affare e portarne a casa un'altra che installeremo a Verona, l'azienda ospedaliera di Verona, perché il nostro target è fare 20.000 tamponi al giorno e continuiamo a perseguire questo target. Quanto ai tamponi sul personale sociosanitario sembrano esserci più certezze. Abbiamo nel giro, io spero di qualche giorno, perché mi hanno detto 10 giorni da sabato scorso, quindi vuol dire mercoledì prossimo, l'arrivo di 100.000 test rapidi. E parlando di personale, sono 564 i nuovi assunti, 123 medici, 239 infermieri e 156 operatori sociosanitari, dati comunque provvisori e destinati a crescere. Nuova linfa anche per le case di riposo, epicentri dell'emergenza. Purtroppo questo virus verrà ricordato come il virus delle case di riposo, perché così è accaduto in Lombardia, così sta accadendo in Veneto, così accade in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, insomma in Piemonte. È il virus che colpisce fra l'altro le persone più deboli. E nella giornata dei numeri ufficiali arriva anche un'apertura non scontata, visto che la gestione ha pesanti ricadute per le casse regionali. Stiamo valutando la sostenibilità rispetto al bilancio che esentasse anche di prorogare il bollo auto.